Eccoci qua, sempre collegati con il nostro avvocato Rosita Zuccaro. Allora, diritto alla disconnessione, qualcosa che pare ovvio ma sacrosantamente sancito come? In che tempi? C'è una signora che ci ha scritto che ha detto: io non posso neanche alzarmi dalla mia postazione domestica per andare ad aprire il campanello, la porta che suona, se c'è una raccomandata, andare in bagno non se ne parla, devo essere costantemente lì. E poi mi arrivano le mail anche dopo cena con la pretesa da parte del dirigente dell'ufficio di cui si occupa di dare una risposta prontamente in tempo utile, quindi non si sconnette più, non ha più vita sostanzialmente. Ma ci sono tanti che nel privato lamentano questo, viceversa nel pubblico c'è molta più osservanza dei tempi e anche dei diritti alla disconnessione dei lavoratori, così sembra, dopo non lo so. Ci racconti lei come funziona? Allora, il punto, come dicevo prima, è che la legge è ampia anche in questo senso, quindi ha previsto all'articolo 19 la necessità che il datore di lavoro regolamenti delle misure tecniche organizzative per assicurare la disconnessione dalla strumentazione tecnologica alla lavoratrice e al lavoratore. Questo è quello che dice la norma, quindi anche qui è evidente che è ben poco se il datore di lavoro non va a evidenziare nello specifico come questa disconnessione debba avvenire. Quindi al momento accadono proprio quelle situazioni a cui lei stava facendo cenno. Perché non essendoci appunto una disciplina, quando appunto si dice che le norme a volte non servono per irrigidire, ma per andare a regolamentare e meglio a definire qualcosa che comunque è nuovo e è avvenuto in termini di cambiamento sociale. Quindi la necessità al momento sarebbe di andare a definire, almeno a livello aziendale, se non come pare si vociferi, perché questo è un altro aspetto appunto da evidenziare, al momento pare che possa essere richiesto un intervento ulteriore anche a livello legislativo, perché a livello di Unione Europea il Parlamento europeo ha adottato a fine gennaio una risoluzione proprio sul diritto alla disconnessione, che tra l'altro nel nostro ordinamento al momento non è neanche espressamente indicato in maniera puntuale come vero e proprio diritto. C'è sicuramente un interesse meritevole di tutela, c'è questa indicazione, però non vi è sanzione, non vi è effettività, perché siamo in una fase di deroga che ora è molto lunga. Noi sappiamo che le emergenze, come vuole il termine, dovrebbero avere una durata il più possibile contenuta. Nel momento in cui questa durata non è contenuta, questo ovviamente ha delle ripercussioni ulteriormente negative se si va ad allentare quelle che poi possono essere delle misure di tutela. Quindi l'Unione Europea sta dando questa chiara indicazione, perché il Parlamento ha adottato anche una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo significa che probabilmente si perverrà, vista anche la larga maggioranza con la quale è stata votata, ad una direttiva. Cosa significa questo? Se ci sarà una direttiva, necessariamente tutti i paesi europei, al momento noi insieme alla Francia, insieme al Belgio e alla Spagna siamo tra i paesi europei che prevedono la disconnessione a livello legislativo con più o meno ampia tutela. Ad esempio in Spagna o in Francia è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori e le lavoratrici, a prescindere che siano smart worker o non smart worker. Questo è un altro punto da evidenziare. E il Parlamento europeo su questo, tra l'altro, questa che ripeto è una proposta, quindi ovviamente non è ancora un testo legislativo, però è anche particolarmente rigido su alcuni aspetti. Quando dico rigido, dico che prevede addirittura dei rischi di sanzione penale. Addirittura? Qualora si andasse a ledere questa nuova forma di diritto, oltre a delle indicazioni molto puntuali in termini di quelli che dovrebbero essere appunto i criteri seguiti a livello aziendale per andare a normare questa disconnessione. Disconnessione che voglio far riflettere anche su un aspetto, perché da una parte, come ben sappiamo,
c'è una disconnessione meramente tecnologica, stacco o attacco una spina. A volte attaccare o staccare una spina non è soltanto in termini tecnologici, ma anche in termini mentali. Quello che lei sottolineava prima, a volte non è tanto rispondere a una mail alle 8 o alle 9 di sera, è il fatto di perché essere magari sempre non lì ho fatto le 2, o magari lavoro meglio la sera perché il pomeriggio ho dovuto seguire mio figlio nei compiti con la scuola o nella DAD. Quindi il problema è che non ci sia alcun limite o che io mi senta obbligata a farlo dopo magari aver già lavorato le mie ore, ma a prescindere anche questo dalle ore. Però questi sono ovviamente tutti delle suggestioni che sempre di più ci riguarderanno, perché è evidente che la prestazione lavorativa sta cambiando, sta avendo delle evoluzioni. Anche come lei osservava, ci sono dei contesti dove magari si inizia a ragionare sempre più in termini di prestazione di risultato, perché la mansione che si svolge, facevo il mio esempio nello specifico, devo scrivere un articolo, insomma è un tipo di mansione abbastanza che ben si presta come attività ad un'attività di risultato, però anche lì è un'operazione molto delicata nel passaggio da una misurazione della prestazione come orario di lavoro ad una prestazione in termini di risultato, perché questo rende anche più labili i confini tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Esatto, ma la differenza cioè nel lavoro subordinato può essere dato un obiettivo, la visione della fattibilità dell'obiettivo naturalmente, in base anche alla location dove questo si svolge, che non è tutto così semplice e scontato, accedere a degli atti per esempio, accedere a delle documentazioni che non sempre è così facile, a un server che magari non dà delle possibilità di connessione eccetera. È un obiettivo di risultato, oppure dare della quotidianità di una certa routine, di una programmazione. E anche lì non è così scontato, perché il lavoro autonomo vabbè, in partita IVA, diciamo così, può implicare comunque una subordinazione, lo sappiamo, come il lavoro subordinato può implicare una maggiore autonomia. Quindi noi ci intersechiamo in settori abbastanza milliflui, diciamo così. E allora cosa può fare il lavoratore o la lavoratrice? Allora, è evidente, come accennavo, che da una parte c'è la questione appunto normativa, dall'altra parte anche l'organizzazione aziendale. Quindi cosa può fare? Nel momento in cui non c'è ancora una regolamentazione specifica, sarà importante ovviamente andarla a definire. Quindi ruolo in questo senso secondo me molto importante lo possono giocare le parti sociali, cioè il momento in cui abbiamo una norma così ampia, questo è un interesse che comunque manifesta le caratteristiche di un interesse collettivo, e le parti sociali, associazioni datoriali e sindacali hanno una partita importante da giocare, a mio avviso, in questo momento, considerando che appunto la legge non fa un rinvio specifico ma lascia ampi spazi. È evidente che sarebbe opportuno, anche data la delicatezza dell'intervento, in modo che possa definire delle linee guida, degli indirizzi che poi possono essere modulati anche sul caso specifico, quindi perché magari un tipo di mansione particolare nel contratto individuale può trovare dimora, ma all'interno di una cornice più definita. Quindi ci sono delle aziende che hanno adottato, per dire, degli sistemi più rigidi in termini di disconnessione, magari staccando il server, quindi staccano il server dopo un determinato orario, e questo determina inevitabilmente che non si possono mandare più mail o non si possa fare un'attività comunque da remoto monitorabile. Altre che condivido maggiormente anche nell'esperienza che ho avuto nella pubblica amministrazione che lei citava prima, della quale faccio parte, ma che ho seguito anche in termini di implementazione del lavoro agile, perché ho seguito per 2 anni per la Presidenza del Consiglio le pubbliche amministrazioni che stavano appunto avvicinandosi a questa nuova forma, quindi un progetto che è durato dal 2018-2020, quindi abbiamo attraversato anche la pandemia. Uno dei sistemi è ad esempio andare a definire
semplicemente delle regole di buonsenso, mi faccia passare il termine, che è già un aspetto importante, perché come dicevo prima, è l'educazione ad un certo nuovo modo di lavorare. Quindi il fatto che magari si indichi non è opportuno rispondere o non è necessario, obbligatorio rispondere ad una mail sia in senso verticale, quindi da responsabile a figura appunto di collaboratore, a colleghi, perché non è detto che avvenga per forza in senso verticale. A volte avviene anche tra colleghi dopo un certo orario di lavoro o prima di un certo dell'inizio, insomma, dell'orario di lavoro consueto, quindi non so, dalle 7:30 di mattina fino alle 7 di sera. Quindi io posso farlo, ma qualora io non lo faccia, non andrò a subire delle penalizzazioni in termini di carriera, in termini di retribuzione, in termini di tutto quello che mi può danneggiare nel mio percorso lavorativo. E dall'altra parte anche una sensibilizzazione, perché a volte anche andare a travalicare certi orari non è soltanto un indice magari che effettivamente c'è una necessità, a volte è anche una cattiva organizzazione che determina questo. Assolutamente sì. Quindi sono aspetti che vanno regolamentati con il lavoratore ma anche con l'azienda stessa, con la parte datoriale che deve seguire un certo tipo di procedura per poter conciliare i tempi di lavoro con quelli anche di vita personale e privata, quindi non è così scontato e automatico. Precisamente, e mi piace anche ricordare che la disconnessione non è soltanto nell'interesse del lavoratore o della lavoratrice, ma dell'azienda stessa, perché magari può aiutare a determinare delle problematiche a livello di organizzazione. Una delle prime ricerche in termini di lavoro agile, quindi effettuata in tempi di applicazione che le dicevo prima, quindi ordinaria, a un giorno a settimana in media, ha fatto risultare che le lavoratrici e i lavoratori indicavano come maggiore productivity killer, cioè il maggiore killer della produttività, il proprio responsabile che gestiva male le emergenze, che gestiva male l'organizzazione, che magari faceva lavorare in emergenza quando in realtà l'emergenza non c'era, quindi si lavorava in affanno, si lavorava peggio. Quindi in questo senso è evidente che magari una regolamentazione in maniera coordinata tra le parti in causa può portare benefici, aspetti positivi per entrambe. Questo è un altro aspetto molto molto importante, dottoressa. I casi invece di forme di depressione dovute all'isolamento forzato, al fatto che si lavora a volte alcune persone per moltissimo tempo in queste forme di reclusione domestica in cui non c'è neanche la pausa caffè, non c'è l'interazione con i colleghi, non c'è lo scambio di due parole che danno un po' a volte di respiro, conforto. Ha qualche tutela, qualche cosa oppure no? Perché per molti diventa anche fattore di stress, soprattutto donne lo lamentano. Sì, allora sta accadendo ahimè qualcosa che abbiamo visto in parte anche come con il part-time, che infatti stiamo assistendo spesso all'assimilazione tra lo smart working emergenziale e il part-time. Perché dico questo? Sappiamo che il part-time nasce come strumento di flessibilità buona, di flessibilità positiva, quindi come uno strumento che potesse meglio aiutare nel equilibrare i propri aspetti della vita lavorativa e personale. Adesso il part-time è più involontario che volontario, cioè quelli che sono i dati Istat ogni anno ci restituisce un part-time che è soprattutto indotto e non come una scelta appunto volontaria. Con lo smart working di necessità e non di opportunità, cioè lo smart working non come ho detto essere nato inizialmente, quindi come anche uno strumento di conciliazione vita-lavoro, ma come uno strumento di necessità per il contenimento della pandemia, purtroppo unitamente a quella che è la DAD, ma anche alla chiusura dei centri magari ludici o di doposcuola, inevitabilmente va a ripercuotersi soprattutto sulle donne, perché sappiamo bene che comunque i carichi di cura ancora gravano in maniera esponenziale più sulle donne italiane piuttosto che sugli uomini. Quindi inevitabilmente questo determina un boomerang, cioè da un aspetto che poteva essere
positivo ed aiutare, perché una flessibilità buona mi consente di meglio bilanciare gli aspetti della mia vita, è diventato invece quello che diceva lei, un fattore di difficoltà anche a volte in termini logistici, cioè case che non hanno la disponibilità di una stanza in più, di computer, e quindi donne che, soprattutto donne, si sono trovate nella difficoltà di stare magari davanti al computer col proprio figlio, ma col tempo di non riuscire a mediare con la propria attività lavorativa. Sicuramente ci sono stati strumenti in parte di supporto con congedi, c'è stato anche il voucher babysitting, che però sappiamo bene che ha avuto un'applicazione più contenuta, perché è evidente che in fase di pandemia il voucher babysitting era di difficile attuazione, perché nella situazione ordinaria io posso andare e utilizzarlo con una babysitter. In una situazione in cui devo stare in casa, in cui i rapporti con l'esterno diventano più complessi, perché ovviamente c'è un fattore di rischio, utilizzare questa misura è inevitabile che forse non era la misura più indicata rispetto all'obiettivo specifico del momento. Chiaro. Perfetto, allora siamo in chiusura, avvocato, volevo chiedere solo questo, un consiglio che lei si sente di dare forte della sua esperienza per chi avesse comunque dei dubbi, avesse delle perplessità anche relative al fatto: ma l'azienda mi deve dare oppure no il PC, io il mio lo uso, l'ho dato mio figlio per fare la DAD, cosa può fare una persona, che consiglio si sente di dare? Perché si sentono tanti in una posizione anche di imbarazzo e di lontananza poi dal luogo di lavoro, quindi di maggiore difficoltà di interazione. Cosa le viene da dire? Allora, mi viene da dire innanzitutto che sono stati molto utili quelle regioni, ad esempio, che hanno realizzato dei bandi per consentire a PMI, in particolare dove lo sviluppo di questi modelli era molto più contenuto, di acquistare device, e questo ha consentito comunque di magari dotare il proprio personale di computer aziendali, perché non dimentichiamo che anche le aziende attraversano una crisi in questo momento, molto sono in cassa integrazione, quindi a volte ci sono proprio delle difficoltà in primis aziendali a fare dei certi tipi di investimenti. Quindi quello che mi sento di suggerire è di andare ad individuare tutte quelle che sono le soluzioni che possono consentire in qualche modo un supporto. A volte ci sono state, mi piace anche questo ricordarlo, nel terzo settore ci sono state esperienze di associazioni, fondazioni che hanno donato a magari figli di dipendenti dei computer, perché a volte anche quello è il problema, c'è un computer in casa, per esempio, o un'altra cosa, la connessione, perché la connessione a volte, la connessione personale, non è che magari si richiede una sapponetta dall'azienda perché non si può utilizzare il proprio wifi, e perché semplicemente a volte non è sufficiente, perché se io ho 2 figli in DAD e ho mio marito, io stessa sono al PC, è evidente che la tecnologia non regge. Quindi mi sento innanzitutto di consigliare di parlare, di far presente quando ci sono comunque delle difficoltà oggettive, di riuscire appunto a lavorare serenamente. Guardi, grazie mille per il suo supporto, per le sue spiegazioni. Sicuramente ci sarà necessità di interagire ancora con lei più avanti, perché non abbiamo potuto parlare dei congedi parentali, che sono un'altra tematica molto interessante che riguarda tanti lavoratori. Noi intanto le auguriamo un buon lavoro, perché immagino che comunque ne abbia. Ringraziamo allora l'avvocata Rosita Zuccaro, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Analisi Politiche Pubbliche, l'INAP, e poi naturalmente coordinatrice del Master Welfare Ca' Foscari di Venezia, di essere stata qui con noi. A voi grazie ancora, dottoressa, avvocato. Noi con voi ci ritroviamo tra pochi minuti, continuiamo a parlare dei temi del lavoro naturalmente dopo la pubblicità. Grazie.